Il piccolo pane andò per il mondo. Ogni mattina dalla panetteria del centro si spandeva un buon profumo. Ancor prima dell'apertura la gente aspettava davanti al negozio che portassero le rosette croccanti e il pane appena sfornato. Il panettiere si fregava le mani contento. Non aveva trascorso invano la notte lavorando. La sfornata mattutina si vendeva nell'arco di mezz'ora. Un bel giorno, però, sulla mensola rimase invenduto solo un piccolo pane. L'orologio suonò il mezzogiorno, ma il piccolo pane della prima sfornata stava ancora là, sulla mensola. «Avete del pane dell'ultima sfornata?» chiedevano i clienti del pomeriggio e nessuno lo voleva acquistare. Il piccolo pane della mattina era triste. Impensierito disse tra sé e sé: «Sono sicuro che là fuori c'è qualcuno che mi mangerebbe anche freddo e con la crosta non più croccante». Così decise di non aspettare il suo triste destino. «Se nessuno mi vuole comprare, allora me ne andrò e darò da mangiare agli affamati. Fuori mi aspetta senz'altro qualche avventura interessante», si disse ad alta voce e si incamminò coraggiosamente per la sua strada. Passeggiando per le vie della città, si meravigliava di come la vita al di là dei muri della panetteria fosse così diversa. Nel parco cittadino si imbatté in un mendicante. «Hai fame?» gli chiese il piccolo pane. «È da 2 giorni che non mangio qualcosa di decente», rispose il mendicante. «Allora prenditi un boccone e saziati». «Veramente molto gentile da parte tua», gli rispose il mendicante e prese un pezzo di pane. «Ma dove sei diretto?» «Vado per il mondo a sfamare gli affamati», esclamò ancora il piccolo pane e se ne andò. La via lo portò fuori città e dopo alcune ore di cammino per una stradina solitaria di campagna arrivò in un piccolo villaggio. Davanti ad una umile catapecchia, ormai consumata dal tempo, stava seduta una donna che cullava un bambino e piangeva. Dalla casa accorsero altri 3 bambini cenciosi che gridarono sbalorditi: «Madre, guardate, un piccolo pane!» La donna alzò lo sguardo e la speranza illuminò il suo viso. «Ma perché piangi?» le chiese il piccolo pane. «Non lo vedi? Ho la casa piena di bambini. Mio marito è morto già da 1 anno e da sola non ce la faccio a coltivare la terra abbastanza per sfamare tutti. Il mio bambino più piccolo piange perché non ho abbastanza latte al seno. Pur di dare ai miei figlioli tutto quello che ho affinché crescano, preferisco non mangiare io stessa». «Oggi sarete tutti sazi», pronunciò solennemente il piccolo pane. «Sono andato per il mondo perché voglio dar da mangiare agli affamati, perciò prenditi tanti pezzi quanti ne occorrono alla tua famiglia». E la madre spezzò un boccone per ogni figlio, più uno per sé. «Questo basterà, un pezzo per ciascuno. Adesso vai e dai da mangiare ancora a qualcuno». «Non ce n'è rimasto poi tanto», disse la donna con gratitudine ed il piccolo pane si congedò. Era contento e fiero di sé perché aveva aiutato la povera famiglia, anche se lui era diventato visibilmente molto più piccolo.
Quando giunse presso una fattoria isolata, lo videro delle galline che stavano gironzolando intorno e pillucando l'erba. «Cos'è che vediamo?» dissero facendo coccodè. «C'è un piccolo pane! C'è un piccolo pane!» Corsero e gli si fecero intorno, ma ne è rimasto poco. Allora il piccolo pane si sentì importante e disse: «Ho deciso di andare per il mondo a dar da mangiare agli affamati». Era una grande e bella pagnotta, ma strada facendo ho saziato prima un mendicante, poi una casa con tanti bambini affamati, ed ecco, questo è quello che è rimasto. Co, che gesto nobile! Noi abbiamo grano ed erba a sufficienza, perciò ti assaggeremo soltanto, dissero le galline. E ognuna di loro prese soltanto una briciola e il piccolo pane proseguì il suo cammino. Divenne ancora più piccolo, ma molto soddisfatto. Si avviò nel bosco. «Qui ci sono molti animali», si disse. «Sicuramente anche loro avranno fame». Per terra, sotto un grande albero, vide un uccellino. Era ancora molto piccolo e cinguettava tristemente. «Cosa ti è successo?» gli chiese. «Sono caduto dal nido e non sono abbastanza forte per volare. È tutto il giorno che non mangio. I miei genitori saranno sicuramente in ansia», gli spiegò con una vocina fievole. «Prendi, saziati con la mia mollica, così rinforzerai le tue ali», gli disse il piccolo pane. E l'uccellino pilluccò la mollica. Come mi fa bene!» «Ma perché vai in giro così?» gli domandò. «Ho deciso di andare per il mondo a dar da mangiare agli affamati», gli rispose il piccolo pane. «Ho saziato già un mendicante ed una famiglia con tanti bambini. Qualcosina hanno pilluccato anche le galline». «Hai un cuore grande, sento già che le forze mi stanno tornando. Ah, guarda le mie ali, sono abbastanza forti da potermi alzare e volare fino al nido. Ti ringrazio, caro piccolo pane, ti auguro tanta fortuna nel tuo cammino», cinguettò l'uccellino salutandolo e volò via. La notte si stava avvicinando ed il piccolo pane decise di passarla accanto ad un ceppo di quercia per proseguire il suo cammino la mattina dopo. Quando il sole del mattino lo svegliò, si trovò accerchiato da un intero esercito di formiche che lo osservavano e si meravigliavano. «Oh, che bel pezzo di pane! Adesso potremmo riempire il nostro granaio per l'inverno. Prendete quanto ne avete bisogno, poi andrò a dar da mangiare agli affamati», disse il piccolo pane. «Ma non ce n'è poi rimasto tanto, sei un piccolo pezzettino di pane», si meravigliarono le formiche. «Ho sfamato un mendicante e una famiglia con 4 bambini, un po' mi hanno beccato le galline e ho nutrito un uccellino caduto dal nido affinché potesse riprendere il volo e ritornare a casa. Ero una grande pagnotta, ecco che cos'è rimasto», disse con orgoglio il piccolo pane. «Abbiamo già un po' di provviste per l'inverno», dissero le formiche, «perciò non prenderemo tutto quello che ti è rimasto». Portarono nel granaio soltanto alcune briciole. Lo ringraziarono ed il piccolo pane riprese la sua strada. Era ridotto a poco più d'una grande briciola. Arrivò in una radura soleggiata dove giocavano dei topolini. I topolini si fermarono stupiti a guardare la briciolina nell'erba.
Che cos'è questo? Sembra un piccolo pane, ma è così piccolo. Noi invece siamo tanti. Corsero dalla mamma Topina. Madre, madre, abbiamo trovato del pane, ma ce n'è così poco che non basterà a sfamarci tutti. La mamma Topina era molto indaffarata con il pranzo per la sua grande famiglia. Accorse subito dalla cucina e guardò che cosa avevano trovato i figlioli. È veramente un piccolo pane, però ne è rimasta soltanto una briciola. Una brava massaia sa fare molto anche con poco, disse e portò il piccolo pane in cucina. Sei arrivato proprio al momento giusto. Stavo per fare il lievito e mi mancava proprio un po' di pane. Ma da dove spunti? Domandò ancora. Sto girando per il mondo e do da mangiare agli affamati, rispose il piccolo pane. Prima ero una grande pagnotta, poi però ho sfamato un mendicante e una famiglia impoverita, poi mi hanno beccato un po' le galline, ho sfamato anche un uccellino caduto dal nido, che non aveva le forze per volare a casa, e per ultimo ho riempito il granaio alle formiche. Questo è quanto ne è rimasto di me, spiegò con orgoglio. Ti mostrerò come potrai diventare grande di nuovo, disse la mamma Topina. Prese il piccolo pane e lo mescolò al lievito madre, che iniziò a gonfiarsi. Il piccolo pane si sentì crescere e farsi sempre più grosso. La padrona di casa lo mise nella farina appena macinata e lavorò l'impasto che lievitò ancora di più. Il piccolo pane non poteva credere ai propri occhi. È tornato ad essere di nuovo la stessa bella pagnotta, proprio come quando era appena uscito dal forno. Tu sei una vera maga, le disse il piccolo pane saltellando dall'entusiasmo. Sono tale e quale com'ero una volta. Prenderò alcune fettine per la mia famiglia. Ai miei figlioli piace il pane, disse la mamma Topina. Adesso va, ci sono ancora tanti nel mondo che tu potrai rendere felici. Il piccolo pane fu lieto al pensiero di poter sfamare ancora qualcuno. Si congedò e partì deciso incontro al proprio destino.